Ciao a tutti, dopo l'illustrazione delle 3 proposte di legge sul reddito minimo garantito e il reddito inclusione che dir si voglia, quest'oggi stiamo ascoltando tutte le forze sociali venute qui in commissione per discutere dei 3 testi e dire la loro sulle varie proposte presentate. Molte forze sociali hanno apprezzato il fatto che il Movimento 5 Stelle è da più di un anno che chiede un reddito minimo garantito per i cittadini di questa regione che stanno vivendo un momento di difficoltà, e noi abbiamo apprezzato anche questi elogi, solo che ovviamente questa non vuole essere una battaglia di campo. Noi cercheremo di arrivare a un testo che sia il più ampio, che abbia il più ampio consenso possibile, e quindi d'ora in poi la Commissione dovrà lavorare su questo.